stagione indoor per il Comitato Regionale Veneto è scattata ufficialmente nel weekend del 14 e 15 gennaio. In programma 9 appuntamenti che troveranno ospitalità nel mini impianto dello Stadio Colbachini all'Arcella, a Padova, nell'attesa di inaugurare la nuova pista. Sono delle manifestazioni che aiutano gli atleti ad entrare in forma in vista dei campionati italiani allievi junior promesse o eventualmente anche per i campionati italiani assoluti. Quindi sono delle tappe di avvicinamento. Nella velocità abbiamo avuto dei buoni risultati. Stiamo ancora facendo le batterie, ma mi sembra che il settore velocità nel Veneto funzioni. C'è stata un po' di scarsa partecipazione nel settore ostacoli, sempre stata, e purtroppo questo è un punto in cui il settore tecnico sta lavorando parecchio per poter riportare in alto il settore ostacoli. E partiamo proprio dagli ostacoli, disciplina tecnica difficile ed affascinante allo stesso tempo. La vittoria sia in campo promesse che in campo allievi va all'Assindustria Sport che piazza 2 dei suoi atleti. Tra gli allievi il successo va a Francesco Marconi, atleta che si cimenta anche nelle prove multiple. Sono contento, soprattutto perché ho fatto il personale in batteria, 8,35, che è un tempo che può permettermi, credo, di entrare in finale A, cioè nella finale degli italiani. E quindi sono soddisfatto. Sì. Prima gara sono sceso 5 centesimi sotto l'anno scorso, risultato però sì, la finale spero di fare un pelo meglio perché un paio di centesimi potevo toglierli, comunque contento, molto contento davvero. Padova è una bella pista, abbiamo corso tutti mi sembra bene in generale, ringrazio il mio allenatore prima di tutto e la FIDAL Veneto perché grazie a lei che non mi ha inserito nel progetto Juniores ho avuto una tale incazzatura, non so se si può dire, che mi ha permesso di correre in una determinata maniera. Penso bene, non ho ancora visto il risultato, però insomma, ho fatto personale nella prima gara, quindi questa abbastanza bene direi. Diciamo che sono importanti, però sono più costruttive, strumentali per la stagione outdoor. Servono un po' a spezzare gli allenamenti, un po' anche per vedere quanto sei migliorato. Tolte le barriere, veniamo alla velocità pura, dove il successo va al bellunese Alex da Canal e dalla trevigiana del gruppo Atletica Bassano Marinella Maggiolo. Mi aspettavo un po' meglio sinceramente, adesso vediamo le prossime gare come va, questa è solo per entrare in ottica gara. Ci sono dei test importanti tutto sommato. Poi io non sono particolarmente forte sui 60 metri, quindi vedremo il futuro come andrà. Abbastanza bene, insomma, pensavo peggio, quindi sì, bene, sono abbastanza contenta. È una distanza bella, i 60, insomma, a me piacciono. E sempre dal gruppo Atletica Bassano proviene Alice Tumolero che ottiene il terzo tempo nei 60 piani categoria allieve. Abbastanza bene, a parte una batteria con una partenza un po' non tanto bella, comunque la finale positiva, sì. Beh, io punterei più a migliorare il personale perché il minimo è comunque a un decimo più o meno, quindi l'importante è migliorare ancora il personale, poi per il minimo si vedrà. In attesa di rodare i motori si chiude la prima uscita stagionale al coperto per gli atleti veneti. Per ora i migliori, complice una stagione agonistica molto impegnativa, stanno a guardare. Ci sono anche giovani emergenti che stanno venendo su, sto pensando a una Gloria Hooper, che quest'anno passa di categoria, però è una che ha vinto il titolo italiano nei 100 e nei 200 l'anno scorso, quindi possibilità ce ne sono, bisogna sempre vedere come si evolvono e come andranno avanti queste gare a livello estivo, insomma.